filtri né censura. La tua radio. Realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Buongiorno Antonino, a te la linea. Ben ritrovata Natalia, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Sono le 13, 14 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capitaneria di Porto. Un ultimo aggiornamento che vi voglio dare. Questa è una notizia che batte l'ADN Cronos a proposito di caro benzina / caro gasolio. Boom di motori col carburante annacquato, i meccanici, mai visti tanti casi in 50 anni. Con la benzina e il gasolio oltre quota 2 euro al litro in più, oltre 2 euro al litro, più di qualcuno ipotizza un collegamento fra le due cose. In un'inchiesta condotta dall'ADN Cronos nella capitale, diversi meccanici hanno riscontrato una crescita del 25-30% di mezzi danneggiati da rifornimenti allungati. Auto e moto che all'improvviso si fermano nel bel mezzo della strada, eppure il serbatoio è pieno. Il problema è proprio nel carburante, che spesso è contaminato, allungato con acqua, impuro. Un fenomeno che sta registrando negli ultimi tempi una crescita esponenziale, come testimoniano molti meccanici, che sempre più spesso vedono arrivare nelle loro officine moto e macchine in panne, con danni al motore. L'ADN Cronos ha verificato sul campo diverse segnalazioni ricevute, trovando conferma da molti meccanici nella capitale. Procediamo con ordine, partiamo dal costo del carburante. Negli ultimi 6 mesi il prezzo medio della benzina è passato da 1,67 euro del 1 gennaio del 26 a 1,94 al litro il 1 giugno scorso. Aumenti ancora più pronunciati quelli del diesel, che nello stesso periodo è passato da 1,65 a oltre 2 euro al litro. Ma già negli ultimi giorni, e proprio in pieno esodo agostano, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio torna a salire con forza, riportandosi verso 2,10 euro.
prezzi che possono ancora lievitare se il carburante lo facciamo in autostrada. Sarà un caso che proprio in questo periodo si registra una crescita di veicoli con acqua nel serbatoio? Giulio Andreotti era solito dire: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Per questo la vicenda sembra più che un'improbabile coincidenza, tanto da portare qualcuno a ipotizzare un collegamento tra le due cose. In 50 anni di lavoro non mi era mai capitato di trovare auto con la benzina allungata con l'acqua, se non negli ultimi 6 mesi. C'è chi dice che allunghino le cisterne con l'acqua, dice all'ADN Cronos Giancarlo Lanza, titolare di un'officina in zona Quadraro. A confermare questo sospetto anche Roberto Federici, motomeccanico di Monteverde, che racconta di un distributore che aveva serbatoi sotterranei del suo impianto con dell'acqua. Non so se è stato voluto o meno, ma ha fatto una strage di motori. Strage che di recente è continuata. In quest'ultimo periodo c'è stato un aumento dei casi in cui abbiamo trovato benzina con acqua o modificata. In un solo giorno ho avuto anche 2 clienti. In caso di benzina di scarsa qualità, i motorini, le moto, gli scooter di ultima generazione si fermano poco dopo aver fatto rifornimento, te ne accorgi subito. Cambiando zona, scooter e motorini rimangono comunque in panne. Di trovare mezzi con serbatoi riempiti anche con l'acqua ci è capitato abbastanza spesso, almeno una decina di casi negli ultimi mesi, spiega l'ADN Cronos Romar Ponciano, che lavora in una moto officina in zona Corso Trieste. La maggior parte delle volte, prosegue, troviamo benzina con acqua che contiene tutti i residui come morchia, polveri sottili, sabbie che vanno a finire nelle cisterne dei distributori e quando le cisterne iniziano a essere vuote vengono risucchiate e pompate nei serbatoi. Altra zona nella capitale, stesse problematiche. Ci sono capitati molti casi in cui abbiamo trovato dei serbatoi residui d'acqua o sporcizia e il numero è cresciuto del 25-30% rispetto al passato, spiega Renato Di Nicolò nella sua officina in zona Casalbruciato, mentre ci mostra un secchio contenente gasolio. Basta avvicinare una torcia per rivelare le impurità che finiscono nei nostri motori. Una coincidenza? Difficile crederlo, ma intanto nelle officine le macchine arrivano sul carro attrezzi e i motorini a spinta. Occhio, mi raccomando, rifornitevi dove sapete che c'è ampio smercio e dove chiaramente, essendoci smercio, è difficile che possano esserci porcate del genere, perché l'acqua o la fase alla benzina è vecchia dopo più di 6 mesi, oppure perché è allungata, oppure ancora possono provare ad allungarla buttandoci dentro l'alcol, il che non aiuta i vostri pistoni, soprattutto il cielo dei vostri pistoni, mi raccomando. Va bene, adesso però parliamo di cinema, il nuovo Cinema Den. Stasera ci vediamo, caro diario di Nanni Moretti. Avete ascoltato Batonga di Angélique Kidjo, che è pezzo del 91, che è la colonna sonora dell'inizio del film. Nanni Moretti nel 93 esce con questo film straordinario in 3 episodi. In uno lui fa il giro di Roma in Vespa sotto il sole di Ferragosto, nel secondo lui fa un giro delle isole dove va alla fine ad Alicudi con questo amico snob che dice di non vedere la televisione da 30 anni, Gerardo, e poi all'improvviso Gerardo si converte e diventa un teledipendente clamoroso, e poi alla fine c'è il terzo episodio che soprattutto dopo il cancro che ha avuto mi ha molto toccato, perché appunto Nanni Moretti racconta anche lui il linfoma di Hodgkin che ha avuto, la chemioterapia che ha fatto e da cui è guarito, ovviamente dal cancro, e giunge a una conclusione, cioè che i medici sanno parlare, ma non sanno ascoltare. E allora cominciamo con il primo pezzo, perché Nanni Moretti inizia questo giro in Vespa nella Roma assolata, e in questa Roma assolata arriva un semaforo, e a questo semaforo lui espone una sua teoria sulla minoranza delle persone, e chissà che non vi ritroviate pure voi. Vai pure, Natalia. Non lo so, non riesco a capire, sarò malato, ma io amo questo ponte. Ci devo passare almeno 2 volte al giorno. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do
anything that you No, ask. sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza. Vabbè, auguri. E quindi... Ecco, qui Nanni si ferma appunto come si dice, si ferma all'incrocio. Il bello è che lui vede Giulio Base dentro questa enorme Mercedes Spider, si ferma, lo guarda bene, scende dalla Vespa e gli attacca questo monologo sulla minoranza delle persone. Dopodiché Base gli risponde: sì, vabbè, auguri, e se ne va perché è uscito il verde. Ed è una scena clamorosa perché mi fa molto ridere ogni volta, intanto perché pure io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre d'accordo con una minoranza di persone. E vi dico la verità, ogni tanto mi è capitato di usare questo monologo come supercazzola in situazioni di difficoltà, o quello o la resurrezione di Lazzaro. Io faccio una delle due cose. Dopodiché passiamo al secondo episodio. Il primo si chiude con Nanni che arriva all'idroscalo di Ostia, dove il 2 novembre del 75 muore Pasolini, e mostra il degrado in cui si trovava allora l'area dell'idroscalo. Oggi c'è un parco dedicato alla memoria del grande scrittore e grande poeta. Nel secondo episodio Nanni va alle Isole Eolie insieme all'amico Gerardo Renato Carpentieri, un bravissimo Renato Carpentieri, il quale gli fa una pippa sul fatto che una pippa mentale sul fatto che lui non guarda la televisione da 30 anni, e poi gli dice: sai cosa dice Hans Magnus Enzensberger sulla televisione? E Nanni non riesce ad articolare risposte e Gerardo risponde: sono d'accordo anch'io. Se non che però stranamente succedono delle cose. Intanto nel corso del peregrinare tra le isole, Nanni e Gerardo gli mostra tutte le discoteche di Panarea, gliele indica una per una. Ma come? Lui è uno che si è ritirato a Lipari 30 anni fa proprio perché è disgustato dal resto dell'Italia di oggi, e invece però conosce tutte le discoteche della zona. E vabbè, e uno già dice: vabbè, questo fa il piacione, altro che storie. Ma la cosa più divertente è che nel corso del viaggio, piano piano, Gerardo comincia a guardare Beautiful e si appassiona alle telenovelas, al punto che, arrivato ad Alicudi, dove c'è Moni Ovadia che ospita sia Gerardo che Nanni Moretti, improvvisamente la trasformazione in teledipendente avviene alla scoperta del fatto che ad Alicudi a quel tempo, nel 93, non c'era la corrente elettrica e quindi non c'erano televisori sull'isola. State a sentire che cosa succede. Vai Natalia. Che cosa c'è da ridere? Ti dispiace se prendo la crosta? E siamo ad Alicudi già da diversi giorni. È veramente un'isola diversa dalle altre, dove finalmente riusciamo a concentrarci. Qui c'è molta calma. Una calma terribile. State lavorando? Sì, io ora sto scrivendo il mio diario, però insomma in questi giorni... Io sto scrivendo una lettera al Papa, perché ha scomunicato le telenovelas. Dice che sono un pericolo per l'unità della famiglia. Ve la leggo. Caro Santo Padre, mi perdoni, ma lei sta sbagliando. Le nostre famiglie sono sempre più chiuse nel loro egoismo, ma grazie alle telenovelas noi esprimiamo curiosità e interesse per altre famiglie lontane, di cui condividiamo i guai, i drammi, i problemi, le gioie. Ines, una segretaria, ore 10:30. Sentieri, 12:50. Quando si ama, 14. Maria, 14:25. Santa Barbara, stessa ora ma su un altro canale. Celeste, 16:25.
Beautiful, 19:15. È un po' di giorni che non vedo la televisione, ma non ne sento la mancanza. Comunque, in quest'isola In quest'isola? non c'è elettricità. E allora? Non ci sono televisori ad Alicudi. Ascensore! Talafano! Acqua calda! Aspettatevi! Televisione! Ma come fate a vivere senza televisione? Ferma! Fermi! Hans Magnus Enzensberger mi fa pena quando dice che la televisione trasmette il nulla! Ferma! Poppe! Hai torto marcio! Non è vero che la televisione è un mostro che corrompe i bambini! Anzi, i bambini non si rinchietiniscono davanti alla televisione, ma sognano ad occhi aperti, come un tempo sognavano ascoltando le fiabe e le leggende. Ecco, come vedete, si nasce incendiari e si muore pompieri, o se preferite, se fai il puro arriva uno più puro che ti epura, perché Gerardo, scoperto che non c'è la televisione, tra l'altro quello era il periodo in cui Giovanni Paolo II aveva criticato le telenovelas, che a quel tempo vengono citate le più famose dell'epoca, tra cui anche Beautiful, che a quel tempo andava in onda su Rai 2. Tra l'altro c'è un episodio poco prima molto divertente, perché a Vulcano Gerardo e Nanni fanno la scalata del vulcano e scoprono che c'è una famiglia di americani. E allora Gerardo gli dice: vai a chiedere se Sally Spectra ha saputo del tradimento, perché loro sono avanti con le telefonate, e soprattutto se non mi ricordo chi si rimetterà con Thorne o se è innamorata dell'istruttore di tennis. E c'è questa scena assurda in cui Nanni prima fa le domande in un inglese maccheronico e poi traduce le risposte, e poi alla fine gli grida: non ci sono speranze per Thorne! È scena veramente folle, ma effettivamente quello era un periodo in cui Beautiful spopolava così che addirittura diceva di seguirle. Un giorno disse, eravamo alla fine del suo mandato, siamo nel 92, che in una delle puntate Ridge si sarebbe fatto prete, e tutti boccaloni a credergli, perché nessuno sapeva la verità. In realtà Ridge non si è mai fatto prete, in compenso è andato a ballare dalla Carlucci 20 anni dopo. E poi siamo all'ultimo episodio di questo bellissimo film. Nanni guarisce dal tumore e trae una conclusione sui suoi colloqui con i medici. Vai Natalia. Una cosa però l'ho imparata da tutta questa vicenda. No, anzi, due. La prima è che i medici sanno parlare, però non sanno ascoltare, e ora sono circondato da tutte le medicine inutili che ho preso nel corso di un anno. La seconda cosa che ho imparato è che la mattina, prima della colazione, fa bene bere un bicchiere d'acqua. Mi hanno detto che fa molto bene ai reni, mi sembra, o qualcos'altro, insomma fa bene. Allora, per piacere, un latte macchiato e un cornetto, grazie. E anche un bicchiere d'acqua. L'impossibile regia delle ipotesi senza un'età. Era la vita che già avevo immaginato, ma diversa nel finale, ma non sarebbe stata certo normale. Mi regalavano bugie, amare di sorrisi. Oh, e allora insomma questa è la morale dell'episodio sui medici,
Che dire di più? Caro Diario, film del 93, grandissimo film che vi invito a rivedere. Adesso noi andiamo in pausa e ci sentiamo sempre da Caro Diario Juan Luis Guerra, Visa para un sueño del 1989, perché ha ragione Nanni, perché veder ballare è bello, ma saper ballare è tutta un'altra cosa. A tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto ¿quién me va a encontrar? A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 13:34 minuti e 8 secondi. Abbiamo una foto per voi, per chiudere questo spazio sul nuovo Cinema Den. La Vespa con cui Nanni Moretti appunto recita nel film Caro Diario, questa che state vedendo sul nostro canale video. Nel 2016 il regista l'ha donata al Museo del Cinema di Torino, anche perché lui spiegò da Fiorello che aveva avuto un incidente con questa Vespa, la doveva comunque mettere a posto per le normative anti-inquinamento, i ricambi non si trovano più. Questa è una 125 GTR del 1973 e praticamente ne aveva comprata una nuova, una di queste moderne, e questa è stata quindi donata al Museo del Cinema. Ammetto che quando io vado in giro con la mia di Vespa mi sento un po' Nanni, sì, e mi muovo in questo deserto ferragostano o agostano. Ma adesso noi parliamo di un altro tipo di deserto, ed è la desertificazione bancaria. Possiamo togliere la foto, Natalia, grazie. La desertificazione bancaria che sta creando non pochi problemi in vari paesi in vari paesi d'Italia. Questo perché, pensate, dal 2020 al 2025 gli sportelli sono scesi sotto la soglia dei 20.000 in totale in tutto lo stivale. E questo crea problemi. Intanto 9 italiani su 10 sono letteralmente infuriati per questa cosa, ma secondariamente può portare all'esplosione delle truffe informatiche, ma anche e soprattutto alla piaga dell'usura. Lo dice l'ultimo rapporto sulla desertificazione bancaria, edizione 2025, della Wilca, sindacato appunto che si occupa del mondo bancario. Io ne ho parlato col suo segretario generale Fulvio Furlan. Allora state a sentire il nostro faccia a faccia, alla fine ci saluteremo con Ennio Morricone, Un sacco bello del 1980. Appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa e alle 12 con Capitaneria di Porto.
Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Adesso parola al segretario generale Wilca, Fulvio Furlan. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. E allora, io ho il piacere di ritrovare un gradito ospite. L'anno scorso abbiamo attraversato l'estate qui a Capitaneria di Porto parlando del settore bancario. Chi è? È Fulvio Furlan, il segretario generale della Wilca. E la Wilca, vi ricordo, Will Credito Esattorie e Assicurazioni, è il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nel settore del credito finanziario, delle concessionarie esattoriali, assicurazioni e autorità, che fa capo all'Unione Italiana del Lavoro. Tra l'altro la Wilca fa parte pure di Uni Global Union. Segretario, senta, io ho letto il vostro comunicato stampa del 30 luglio scorso e guardi, è solo perché non ho i capelli in testa io, ma se no mi sarei messo le mani volentieri tra i capelli, perché voi giustamente denunciate una situazione drammatica, cioè il fatto che ci sia questa desertificazione bancaria, che addirittura dal 2020 al 2025 ci sia un 12,5% in più di comuni che non hanno più uno sportello bancario, e questo addirittura non solo porta una forte insoddisfazione degli utenti, che arriva anche a 9 italiani su 10, ma addirittura può essere la strada per le più incredibili e arzigogolate truffe. Quindi qui mi piace molto sottolineare questo concetto che voi avete espresso bene nel comunicato e nel vostro rapporto. Non si vive di solo bancomat, cioè non è che siccome c'è il bancomat nel paesello di 300 abitanti o di 600 abitanti allora abbiamo risolto il problema della desertificazione bancaria. Ho capito bene, segretario? Benvenuto intanto. Sì, capito benissimo, grazie per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, ha capito benissimo il tema che noi solleviamo, lo solleviamo ormai da qualche anno, questo è il terzo rapporto che facciamo e i risultati dei rapporti dimostrano che le persone intervistate lamentano grande insoddisfazione, grande preoccupazione per questa tendenza. Dico anche che stiamo cercando di dare voce a situazioni che altrimenti non ne avrebbero, perché spesse volte quelli che sono più colpiti sono i comuni più piccoli, quelli più disagiati, i territori interni, dove però stiamo parlando di persone e oggi i cittadini che vivono in comuni senza sportelli sono quasi 5 milioni, 4 milioni e 850 mila erotti. Quindi stiamo parlando di persone che non hanno accesso a quello che è un servizio essenziale, perché è considerato un servizio essenziale, quello bancario. Non dimentichiamo che è stato certificato durante la pandemia, quando gli sportelli bancari sono stati tra le attività che non hanno mai chiuso. In più ci sono impatti per la difficoltà di far crescere economicamente quei territori, perché sappiamo che comunque il settore bancario è un motore di sviluppo e un sostegno di famiglie e imprese, e in più si aprono gli spazi, come diceva lei, a possibili attività illegali da parte di chi si sostituisce a un servizio che non è presente. Quindi il rischio di truffe, anche di riciclaggio, di usura, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema che riguarda moltissime persone, che ha impatti economici, sociali e di legalità, e quindi crediamo che sia necessario invertire una tendenza che purtroppo al momento continua, perché siamo ha ricordato il dato di quanti sono oggi i comuni senza sportelli, e quindi sopra i 5.000, ma abbiamo anche il fatto che stanno chiudendo circa 72 sportelli di media al mese. E questo è un problema sentito dalla popolazione, perché, come registra il nostro rapporto, molte persone sono insoddisfatte, 7 persone su 10 sostengono che questo impatta sullo spopolamento dei territori, 8 persone su 10 ci hanno risposto che
lo vivono come un fattore di marginalizzazione, e 9 su 10 sono preoccupati appunto della crescita delle truffe. Quindi stiamo parlando di un fenomeno di impatto, di grande impatto che riguarda tutti e non soltanto, diciamo, il mondo bancario o gli addetti ai lavori del mondo bancario. Certo. Senta, segretario, questa storia delle truffe soprattutto, a parte il fatto che la gente, giustamente 7 persone su 10 nel rapporto dicono che la banca è un luogo di supporto per risparmi, investimenti e prestiti, però ecco, questo fatto di temere le truffe informatiche e così via, come si sta diffondendo questa piaga? Le truffe informatiche e anche telefoniche, eccetera, non è che dipendono ovviamente dalla desertificazione, dalla mancanza di sportelli, perché queste ci sono in tutte, sono colpite anche le persone che vivono magari in grandi città, perché comunque è un fenomeno che con la crescita il problema è il fatto che se una persona che magari non è così, come dire, dentro determinate dinamiche, qui ovviamente c'è anche un tema di educazione finanziaria che deve riguardare i giovani, ma anche gli anziani, comunque si vede contattare tramite soluzioni online o tramite telefono, se non ha a disposizione magari lo sportello sotto casa a cui rivolgersi per chiedere è vero o non è vero, possono essere indotte a credere che quello sia il modo in cui la banca li contatta, e questo è un problema, perché molte persone poi rischiano di metterci i risparmi perché si fidano di contatti che ricevono in via telematica o in via telefonica, e non hanno un supporto vicino, comodo, di cui si fidano, a cui potersi rivolgere per chiedere anche un supporto rispetto a determinate situazioni. Quindi diciamo che il presidio degli sportelli è un presidio ovviamente di servizio, ma anche per coltivare quel rapporto di fiducia che è indispensabile tra i clienti, la clientela e la banca, e che si instaura con le persone che sono allo sportello, con i professionisti che lavorano in banca, che possono dare suggerimenti per la tutela del risparmio, suggerimenti per la tutela su come investire i propri soldi, ma anche, diciamo così, accompagnare o rassicurare rispetto a determinate proposte che qualcuno riceve, per dirgli che le banche non ti contattano tramite quei metodi. Ecco, quindi il presidio è fondamentale, perché è un elemento che favorisce la crescita della fiducia, e anche un rapporto, diciamo così, che va anche oltre quello meramente economico che c'è tra il cliente e la banca. Diciamo che le banche in questo devono recuperare un ruolo sociale fondamentale che hanno e che devono avere, perché è tra le sue funzioni quella appunto di avere anche compiti di tutela del risparmio e non soltanto logiche di profitto. Esattamente, anche perché è emblematico un dato sempre dal vostro report. In caso di chiusura della propria filiale, 7 persone su 10 si recherebbero in un ufficio fisico, banca o posta, e 2 su 10 soltanto sceglierebbero esclusivamente i servizi online. Da un lato mi fa piacere che ci sia questa idea di vivere la banca non tanto come luogo fisico, ma come proprio una realtà che è in grado di aiutare il cliente, la banca amica del cliente. Però dall'altro lato sconforta un po' il fatto che solo il 2 su 10 utilizzino i servizi online. Perché c'è questa ritrosia a usare l'home banking, segretario, secondo lei? Ma dipende poi da quale attività si deve svolgere. Io credo che è vero che determinate attività
molto anche semplici, basilari, si possono fare tramite l'home banking e le persone lo fanno tramite l'home banking. Io credo che ci si riferisca ad altri tipi di utilizzo del servizio bancario che richiede, diciamo così, una consulenza più approfondita, un rapporto più diretto tra le persone, che può essere la consulenza, perché ma basta parlare anche di come faremmo noi se dobbiamo semplicemente fare un prelievo, andiamo al banco, ma se dobbiamo interrogare il nostro conto guardiamo l'home banking. Ma se dobbiamo decidere come investire un po' i nostri soldi o come scegliere se fare un mutuo, farlo a tasso fisso, farlo a tasso variabile, quali somme richiedere, eccetera, è evidente che andiamo da qualcuno con cui riusciamo a parlare direttamente, a cui possiamo anche con più tranquillità spiegare quali sono le nostre esigenze, perché poi come in tutti i servizi non esiste un prodotto che va bene per tutti, ognuno ha le proprie esigenze, le proprie situazioni, e anche fare un mutuo, fare un investimento, eccetera, cambia rispetto alle singole necessità, si prende dall'età, dalla propensione all'investimento, dal tempo in cui, per quanto tempo si vuole investire, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte delle, come dire, variabili che giustamente le persone preferiscono approfondire in un contatto diretto che tramite soluzioni diciamo così tecnologiche, dove c'è questa lontananza. Poi dopo è chiaro che la gestione può essere anche, o la consultazione può essere fatta anche tramite gli strumenti informatici, ma le scelte richiedono una consulenza più approfondita. Ma questo già sta avvenendo nelle banche, perché ovviamente il lavoro del bancario è cambiato profondamente negli anni, ci sono molti meno operatori che fanno semplici operazioni di sportello, ma molti più consulenti. È cresciuta molto la professionalità in questi termini, e quindi è giusto che le banche investano su questa professionalità, perché vuol dire, come dicevo prima, anche investire sulla fiducia nel rapporto con la clientela. Segretario, però voi sottolineato una cosa anche molto preoccupante. Per 8 su 10 intervistati, l'assenza di riferimenti istituzionali causati dalla mancanza di filiali bancarie sul territorio contribuisce al diffondersi dell'usura. Malgrado, insomma, gli sforzi, le campagne, le leggi contro l'usura, questa piaga vedo che è difficile da eliminare. Questo è un fattore che ovviamente non dipende soltanto dal settore bancario, dall'assenza dello sportello, quindi non è che ne è la causa, però produce la mancanza di sportelli una condizione per cui questo fenomeno può avere più diffusione. Purtroppo le persone che fanno prestiti in modo illegale o utilizzano canali economici in modo illegale ci sono e ci saranno sempre, ci sono sempre state. Bisogna, torno a dire, creare delle condizioni di presidio sociale e non solo economico, perché certe condizioni non si sviluppino, e lo possono fare soltanto i soggetti istituzionali legali e riconosciuti, e tra questi appunto ci sono le banche. Per questo è un impegno che ha anche natura sociale, di cui noi diciamo che le banche non devono essere, diciamo così, semplici, subire passivamente una situazione che è determinata magari dallo spopolamento di determinati territori, perché è chiaro che se chiudono attività commerciali la banca, come dire, le banche sostengono, non abbiamo ragione di restare in determinati territori. Noi crediamo che le banche abbiano la forza sia economica ma anche strutturale per essere motori per invertire questa tendenza e favorire e contrastare lo spopolamento di determinati territori e favorire il fatto che ci sia una crescita economica in determinati territori. Chiaro, questo non è soltanto un tema che riguarda, come dire, che può essere affrontato solo dal sindacato o dalle banche. Non è un caso che noi stiamo facendo questa campagna da anni e abbiamo coinvolto anche le istituzioni locali, le amministrazioni locali, le regioni,
abbiamo coinvolto ovviamente l'ABI e le altre organizzazioni sindacali, perché serve un dibattito comune. La nostra richiesta in questo momento è che, visto che si è fatto un passo avanti importante secondo noi, cioè oggi c'è consapevolezza del problema. Fino a qualche anno fa il problema non era affrontato o era addirittura negato. Ora sappiamo che c'è un problema e diciamo che è condiviso anche grazie ai media, ringrazio lei ma anche tutti gli operatori dei media che, come dire, raccolgono le nostre, diciamo così, le nostre segnalazioni e quindi stanno facendo una campagna anche loro per dimostrare che c'è il problema. Quindi la crescita di consapevolezza ora deve portare a trovare delle soluzioni che si possono trovare insieme. Uno degli strumenti crediamo che sia quella di costituire in ogni regione un osservatorio regionale con la politica, i sindacati, l'ABI e tutti i soggetti che possono essere coinvolti per monitorare su quel territorio, specificamente su quei territori, la situazione e poter intervenire semmai in anticipo laddove si stanno avviando iniziative di chiusure ulteriori che lascerebbero scoperti dei territori che poi rischiano appunto di essere abbandonati progressivamente, perché se non c'è la banca, poi manca la farmacia, manca il presidio sanitario, eccetera, e quindi poi c'è un progressivo spopolamento e abbandono di quel territorio. C'è interessante, sempre nel rapporto 2025, è stato chiesto agli intervistati di ipotizzare soluzioni alternative all'abbandono delle filiali bancarie nei propri territori. Una delle forme di contatto prediletta per il 51,9%, quindi ben più che il 47,7% del 2023, risulta essere uno spazio dedicato all'interno del comune, dove a turno si possano fissare appuntamenti settimanali con un bancario del proprio istituto di credito. Insomma, la banca volante. Ma ovviamente queste sono le proposte che arrivano dalle persone intervistate, che dicono se proprio non deve esserci una filiale, almeno che ci sia un presidio. Però questo fa già passare il messaggio che gli stessi intervistati, come dire, ipotizzano soluzioni condivise, ad esempio tra il comune e gli istituti bancari. Per questo noi crediamo che serva un dibattito tra questi soggetti. Possono esserci delle spinte diciamo legislative nazionali, non a caso il tavolo aperto al CNEL dopo che quando abbiamo chiuso la prima campagna diciamo di ricognizione su tutto il territorio nazionale, avevamo fatto un convegno al CNEL e il presidente Brunetta istituì un tavolo di approfondimento a livello nazionale che ha prodotto anche un documento con delle proposte portate in Parlamento che potrebbero tradursi in una legge nazionale. Dopodiché, per favorire ovviamente contrastare lo spopolamento dei territori, dentro le quali appunto c'è il ruolo delle banche. Però a livello locale serve proprio una collaborazione come quella ipotizzata da chi ha risposto al nostro rapporto, quindi i soggetti politici locali che conoscono il territorio, conoscono la situazione, che coinvolgono le banche e trovano delle soluzioni. Questa è una di quelle proposte, ce ne possono essere delle altre, ma per questo noi crediamo servano gli osservatori regionali, perché gli osservatori regionali consentono di avere un monitoraggio più puntuale di quella che può essere un'analisi, diciamo così, complessiva nazionale, per sapere dove e come intervenire in determinate situazioni. Perché se il dato è più o meno pressoché identico in tutto il territorio italiano, ci sono regioni dove certi interventi possono essere fatti e altri no, perché comunque il territorio italiano è diverso, la Puglia è diversa dal Molise, dall'Umbria e dal Friuli. Quindi se c'è un monitoraggio sul territorio, poi le soluzioni le possono essere trovate tramite una collaborazione fra i soggetti coinvolti. Segretario, questo è quello che noi riteniamo che sia utile, insomma. Certo. Segretario, oggi è il 4 di agosto, l'Italia ormai va in vacanza, non come ai vecchi tempi, comunque rallenta, tira un po' il fiato.
E poi verrà settembre, ogni volta si dice sarà un autunno caldo, e per i bancari come sarà l'autunno? Per voi soprattutto. Diciamo che è più caldo di quello dell'agosto, di questo agosto, dal punto di Non vista può della essere. temperatura è Penso pure io. difficile. No, a parte le battute, sarà se si intende un autunno caldo, come ripercorrendo passate vicende, di scontri sindacali e di scontri sociali, diciamo che non stiamo parlando di quello, però sarà perché non ci sono situazioni di conflittualità, ma sarà un autunno particolarmente intenso di appuntamenti, perché ci sono già da settembre, ottobre comincerà a delinearsi, si delineeranno le situazioni che sono aperte dal cosiddetto risico bancario, la proposta di acquisizione di intesa su Monte Paschi Siena, che ovviamente ha una serie di impatti anche per esempio su BPER e su altre banche. Abbiamo visto l'altro giorno che Banco BPM ha rinunciato al momento a un'operazione con Monte Paschi Siena, e quindi sarà molto intenso, perché andranno gestite, affrontate queste situazioni, vedere cosa succederà, e poi andranno gestite anche dal punto di vista sindacale. A livello nazionale abbiamo avviato a fine luglio il confronto per il rinnovo del contratto nazionale, quindi già il 24 settembre ci sarà un altro incontro per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari, che sarà basato su una piattaforma rivendicativa che noi abbiamo fatto come sindacati, che crediamo particolarmente importante, con una richiesta di aumento economico del 15,50%, si compone di recupero inflattivo e di redistribuzione della produttività e redditività del settore, i temi della riduzione dell'orario di lavoro, del benessere lavorativo, della conciliazione dei tempi vita-lavoro, tutte soluzioni che devono andare a favorire condizioni migliori per fare la loro attività le lavoratrici e i lavoratori del settore. Abbiamo i lavori della cabina di regia, che è aperta nel settore, che dovrà portare a un'indagine di clima di settore tramite la collaborazione con una società, con ABI e una società demoscopica e delle università. Quindi ci saranno molte attività che dovranno definire, diciamo così, sotto il profilo contrattuale, gli scenari futuri, e quindi uno di questi ovviamente è la salvaguardia dell'occupazione, che per noi è fondamentale anche per continuare a offrire servizi sui territori, perché spopolamento e riduzione delle filiali vuol dire anche spesse volte riduzione di personale, e quindi definirle sotto il piano contrattuale, definire uno scenario di monitoraggio del settore tramite l'indagine di clima, e gestire i processi che si verificheranno a seguito delle operazioni societarie di cui si parla, e vedendo quelle che poi si realizzeranno. Quindi diciamo che non mancherà l'attività sindacale, che viene fatta con uno stretto raccordo con le lavoratrici e i lavoratori, perché lo dimostra la piattaforma che abbiamo presentato, è stata approvata da quasi oltre il 99% dei lavoratori, che durante le assemblee ci hanno dimostrato di avere molta consapevolezza e molta attenzione a quelle che sono le dinamiche che riguardano il settore. Molto bene, allora segretario, io la ringrazio molto del suo tempo, buon lavoro, anzi buone vacanze per adesso, sei in vacanza, e buon lavoro alla ripresa. Grazie. Grazie mille e grazie per averci invitato. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Avete ascoltato